Quindi nasce Iglesias nel 1988. Il suo nome di battesimo è Simone Concas. Inizia a suonare l'armonica fin da bambino, incoraggiato dalla nonna Liduina, anche lei una musicista, una scrittrice e pittrice, che gli regalò appunto il suo primo strumento. Nel corso della sua adolescenza ha avuto un forte legame con l'hip hop, che lo ha visto partecipare a diversi concorsi di freestyle, scrivendo anche molti testi. Ha studiato fisica e tecnologia del suono a Cagliari, dove ha avuto appunto l'ispirazione a ricercare nuove tecniche strumentali. Dopo un anno di sperimentazione nella beatbox armonica, musica elettronica e didgeridoo, che non l'avrei mai saputo dire, inizia i suoi primi concerti dal vivo a Cagliari nel 2011. Poi nel 2013, rendendosi conto che fare musica era il suo obiettivo principale, inizia a viaggiare attraverso l'Europa fino ad arrivare a Londra, dove ora vive e dove ha ripreso la sua passione come artista di strada. Il suo primo album che ha prodotto si intitola Canon House Spirit, è stato il vincitore di Italia's Got Talent nel 2016. Bellissimo traguardo, complimenti. Recentemente ha scritto anche la colonna sonora che apre il trailer ufficiale del film La vita va così. Racconta appunto la storia del pastore sardo Ovidio Marras, simbolo di resistenza contro la speculazione edilizia, in difesa appunto del paesaggio. E possiamo definire le sue composizioni non solo un semplice accompagnamento, ma l'anima sonora della resistenza sarda. Prima di farvela ascoltare vi vogliamo lasciare con una sua frase. La mia musica rappresenta la mia rivoluzione. Rappresenta il mio sogno che si è avverato. Rappresenta la risposta al grande sacrificio. La vittoria per me e ogni giorno della vita. Signori e signore, Moses! Buonasera a tutti, come state? Bentrovati qua, fatevi sentire un po' il numero, dai. Felici di essere qua, ospite della Star Solar. Grazie a Fabio, grazie a Michele dell'invito, della bellissima accoglienza. Oggi quello che portiamo sul palco è uno spettacolo che parla di Sardegna, parla di Maria Lai, di Grazia Deledda, di mia nonna, di me che sono partito a Londra in cerca di fortuna, quella fortuna che molte volte viene assimilata al successo, che viene associata a quello, ma in realtà la fortuna è seguire i propri sogni. E quando l'ho capito ho trovato la felicità. Quando trovi la felicità di fare quello che sei, con quello che hai, e cerchi il tuo sogno dietro queste due cose, allora lì davvero hai la certezza che sei sulla strada giusta. Poi, come dice in campidanese, dopo va pavani dostao. È giusto così, perché bisogna sempre mangiarne pane duro, perché fa bene ai denti. E quindi lo spettacolo che vi proponiamo oggi, insieme a Mauro Mulas e Lucio Manca, che gli farei un applauso per riscaldare le loro mani, parla proprio di questo. C'è una forte attinenza con l'energia, perché l'energia è un qualcosa che in termini di arte è quella che si sprigiona dall'artista e arriva al pubblico. L'energia è un qualcosa che è invisibile, però c'è. Non la puoi toccare, però c'è, sai che c'è. E l'energia che noi cerchiamo di stimolare durante i concerti è quell'energia che è sincronizzata, è una sinusoide che va, noi diamo e ci riarriva indietro. È questo che fa lo spettacolo, uno spettacolo bello. Quindi vi chiedo se avrete piacere di battere le mani quando ci sarà da battere le mani, di urlare quando ci sarà da urlare, di strapparsi i capelli quando ci sarà da strapparsi i capelli. Per chi ce li ha, ok. E comunque vi auguro a tutti una buona serata e un buono spettacolo. Grazie.
Michelangelo ci racconta com'è nato l'uomo, ma ce lo dà perfetto, nel meglio della sua crescita animale. Ma è troppo bello, è troppa natura per essere uomo. Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Noi siamo gli eredi di chi ha perso il paradiso terrestre. Abbiamo sempre bisogno di giocare, solo così lo riconquistiamo. Bisognerebbe ripercorrere questa storia in un mondo che ormai sembra destinato allo sfacelo. Ma c'è chi nasce con una particolare esigenza di essere fuori dal mondo e di non rispondere a tutte le leggi che governano la società. Così, improvvisamente, qualunque affetto gli è proibito. E allora ti senti condannato. Quando hai capito questo, però, sei salvo. Quando hai capito che non essere di qualcuno è essere universali, essere più vasti, e allora lì è la felicità. Non chiedo che olio di parole. L'olio di parole sono le parole dei poeti, perché l'olio
addolcisce tutto, addolcisce tutti gli attriti. E allora fammi poeta, fai in modo che le mie parole siano olio. È un invito a stare insieme, perché la poesia dovrebbe essere questo, un invito a stare insieme, in pace.
Sporgevo dentro il mistico, ora naufrago nel viscido alito. Che odora di riscatto, ho fatto un patto con me stesso e avevo l'alibi perfetto per ucciderlo. Ma non capiscono che non son pazzo, io sul cuore ho un livido. L'atrio fa un sibilo ma non mi arrendo, è un nuovo pezzo, eccolo, vivilo, dal mio capitolo. Capito o no? Il resto è il fatto di quel che dico, soltanto il fatto di quel che dico. E ancora il fatto di quel che dico, soltanto il fatto di quel che dico. Il resto è il fatto di quel che dico, soltanto il fatto di quel che dico. Il resto è il fatto di quel che dico, soltanto il fatto di quel che dico. Libero. Grazie, siamo liberi un po'. Quando sono partito ho mollato l'università di fisica e mia mamma mi ha detto: ma stai partendo a Londra? E gli ho detto: sì mamma. Ma cosa stai andando a fare? E gli ho detto: a suonare. E dove devi suonare? In strada. Ma no, ma te sei macco. Ti stavi laureando in fisica e mo stai andando in Sarruga. E gli ho detto: mamma, guarda, te lo dico onestamente, io mi sento bene qua in strada. Mi sento bene perché mi sento che tutte quelle tristezze che mi avevano preso, perché durante l'università, quando ero al terzo anno, avevo perso uno dei miei migliori amici. Gli era venuto un attacco di cuore. Era giovanissimo, aveva lasciato 3 bambine che io le avevo viste nascere. Ed era un fratello per me, ero cresciuto insieme a lui. E allora mi sono detto: cos'è il sogno della mia vita? E il sogno della mia vita era suonare, era andare in strada. E allora mamma, quando mi diceva: ma quindi mo sei andato a fare su menestrello? E le dicevo: mamma, su menestrello, se non si arruga vendi su menestrello. E allora ho scritto questo pezzo che ve lo canto in inglese, ma tanto si comprendere. E dice che non importa dove vai, non importa a chi credi, non importa a chi preghi, l'importante è che sai che comunque nasci e muori come un randaggio, perché nasciamo pensando di essere già appartenenti a un qualcosa, ma noi siamo randaggi e siamo liberi. E questo lo voglio dedicare a tutti quegli anni che ho passato per la strada suonando da randaggio, perché per me il randaggio non vuol dire accattone, vuol dire essere libero dentro. E ve la presento, si chiama Strays. Grazie.
focus on today, 'cause I'm astray. And I hope they are okay. 'Cause I will focus night and day, 'cause I'm astray. And I'm looking for the day where we'll find the happiness. And so I keep on walking straight, 'cause I'm astray. And I am with you, my friend, even when I'm nowhere. And so I keep on walking straight, 'cause I'm astray. 'Cause I'm astray, I'm astray, I'm a. 'Cause I'm astray, I'm astray, I'm a. 'Cause I'm astray, I'm astray, I'm astray. 'Cause I'm astray, I'm astray, I'm a. 'Cause I'm astray, I'm astray, I'm a. 'Cause I'm astray, I'm astray, I'm astray. And remember, it doesn't matter who you are, no matter what you say, and no matter where you're going, and not even what you pray, cause you just keep on walking straight. But you're all straight like me, you're all straight, you remember, it doesn't matter who you are, no matter what you say, no matter where you go, and not even what you pray, you just keep walking straight, cause you're a straight man, you're a straight. Grazie, siamo randaggi. E mamma mi dice oggi, manco un male fino mio che non mi ha ascoltato, sa di. Me lo sai, mamma, ma sa porta che non ha ascoltato può fare tu bene, dai. Però io lo dico sempre, e quando lo dico ai giovani, glielo dico col cuore, gli dico, i genitori lo dicono sempre per il bene. Però devi essere tu capace di capire la differenza tra bene e meglio. Il meglio lo sai solo tu dentro. I genitori te lo dicono per il bene perché vogliono solo e sempre e solo il tuo bene. Però se tu senti dentro che puoi fare meglio di quel bene, allora fallo. E quindi io li ringrazio i miei genitori perché con quella privazione, con quel dirmi ma se spendi su menestelle tutto, mi hanno dato la carica. E quindi gli facciamo un applauso anche ai miei genitori, dai. Ci va sadotto voi, applauso. Me lo sai. Ora vi facciamo sentire un pezzo che è scritto a quattro mani con un ragazzo di Nuoro che si chiama Marco Mura. È un grandissimo talento. Durante la pandemia sapeva che stavo scrivendo lo spettacolo nuovo e noi ci conosciamo bene con Marco perché io lo seguivo, sentivo le sue poesie
e dicevo, va sapere una che non diffuso che una cosa impari. Ed è successo. E allora stavamo parlando così e a un certo punto è uscito questo nuovo concetto, il fatto di non perdersi le occasioni della vita, ma non tanto le occasioni della vita come ho fatto io, in generale a volte ci rendiamo veramente schiavi dell'abitudine, schiavi di cose che non conosciamo. E allora nasce questo pezzo che si chiama Armonica e Libertà, perché l'armonica mi ha dato la libertà, ma non mi ha dato la libertà soprattutto a livello di mestiere, mi ha dato la libertà a livello mentale, perché mi ha fatto pensare a tutte quelle cose che io assumevo di voler fare negli anni e che poi invece fondamentalmente ce l'ho solo incastrato dentro. E quindi è uno spunto di riflessione per pensare a tutti noi, in realtà se tutto quello che stiamo facendo ci abbiamo pensato a fondo, e che quindi magari ascoltando questo pezzo vi ritornerà fuori un po' di voglia di libertà. Ve la proponiamo, Armonica e Libertà. Grazie. Storie che iniziano e dopo lasciano un segno, ed altre che invece mi sembrano come un disegno infantile, una casa, un cortile in 2D, una penna e uno stile, un autunno in aprile, sì, storie che finiscono, dicevo, di tempo perso a credere, ad annaffiarle edere, vederle alzarsi e cedere, giocare a darsi e cedere, ricredersi e recedere, pesare ciò che dici, sì, guarire da ricordi e cicatrici, cercare di essere felici, ma sì, e tornare giovincelli e andare in bici, in fondo, è quello che mi va, e grido per la strada ad alta voce in questo mondo. Io soy armonica con libertà, ta 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 ta. Io soy armonica con libertà, ta 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 ta. Io soy armonica con libertà, ta 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 ta. Io soy armonica con libertà, ta 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 ta.
puoi cambiare strada e decidere che fare. Far finta di sapere dove andare, oppure scegliere di sbagliare. Ma sai che tanto tutti siamo storie senza fine quando parlano di noi. Io ho visto lingue con le spine nelle bocche di chi noi crediamo eroi. Ma se oggi parlo perché ho una libertà espressiva di chi sa farlo, senza cerbita emotiva ma una voglia di tacere che prevale. È un istinto non verbale che rimane, ma ormai deluso da promesse troppo vane. In questo sputo di speranza retroattiva io mi accontento di un sorriso e un po' di pane, di una pacca sulla spalla mi serviva. La cantate con me? Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. E un'altra volta io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta 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 ta. Io sono armonica con libertà, ta ta. Fatevi un applauso che siete bellissimi. Grazie mille, grazie. Questa era Armonica e Libertà. E ora andiamo un po' in un pezzo che sentiamo particolarmente, un pezzo che è stato scritto nel 2020 questo, perché c'è stata una persona molto vicina a me che in passato, oltre a quella che è venuta a mancare, c'è stata un'altra persona che ha deciso di non esserci più. E quando decidi di non esserci ti fai due domande e dici: cosa faccio io? Cosa ho fatto? Cosa avrei potuto fare? E se succedesse di nuovo, cosa farò? Ecco, mi sono fatto queste domande, mi sono chiesto qual è il segreto per far sì che questo non succeda. La risposta è una. La risposta è riuscire a tendere un braccio. Quel braccio fatto di quella persona che siamo, di quella vera pasta umana, di quello che magari a volte per noi maschietti c'è difficile essere, perché essere sensibili vuol dire essere meno maschi a volte. Ecco, allora dico sempre questo: quando prima di cantare questo pezzo ricordo sempre a tutti di quanto è importante riuscire a tendere un braccio. E questo pezzo si intitola Everything, che vuol dire in inglese tutto, perché questo braccio che possiamo tendere al prossimo è tutto. E io ci credo in questo.
E quindi questo pezzo lo dedico a chi si è sentito solo, a chi oggi lo è e a chi oggi ha la possibilità che qualcuno solo non sia più solo. E quindi lo dedico a tutti voi, a tutti loro e a tutti quelli che non stanno neanche ascoltando questo pezzo ma hanno bisogno di sentire un braccio che si avvicina a loro e dirgli che insieme possiamo farcela. Grazie mille, questo è Everything. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I won't be worried if you're staying next to me. Will you, just be my ocean while I'm surfing on my dreams? You know why? 'Cause life, I know, life is like water. So will you swim then? Next to me, next to me.
Lucio Manca on the bass, facciamoli sentire un po' di calore. Grazie. Mauro Mulas, tastiere e synth. E noi insieme cerchiamo di essere everything per voi. E il testo dice: when it's dark, quando è scuro, quando è notte, switch on the love, accendete l'amore, perché se stiamo insieme noi siamo tutto. We are everything. With you, with us, con noi siamo tutto insieme a voi. E ricordatevi questo, tendiamo un braccio, perché insieme potremo essere per sempre everything with you. Grazie. Grazie mille. Il prossimo brano lo dedichiamo a una donna che è stata molto importante nel nostro percorso di scrittura dello spettacolo. Questa donna si chiamava Grazia Deledda e questa donna ci ha insegnato delle cose che noi che facciamo un po' musica, come dice mia mamma, un po' degusta cosa con beatbox, no? Cose moderne, un po' sperimentali, con i sintetizzatori, con il basso, perché porta indietro a una tradizione musicale, a un messaggio della Sardegna. Pensavamo fosse doveroso, ai 150 anni dalla sua nascita, nel 2020, dare un segno per Grazia Deledda. E quindi abbiamo scritto questo pezzo che si chiama America e Sardegna. E questo pezzo vuole ricordare quanto è importante anche nei generi musicali nuovi riuscire a includere dei messaggi che sono antichi per annata, ma sono molto moderni, molto attuali, ed è importante ricordarli. E quindi questo lo dedichiamo a tutta la storia e a quello che ci ha lasciato Grazia Deledda. Facciamole un applauso. Grazie.
lontano, dur che freddo dessa patria mea, tristo come un tegante Filomena, in San Rosa si dormita a Manzano, e cola sul mare, e quando il sa Florida America, che si ha tutto snaras, chi si isole Sardegna se taggalo, si se taggalo, se taggalo, se taggalo, se taggalo, d'essere scoperta e conoscita. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, pisani, arabi, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica, di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, e di piante fosche e montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Bene, bene, ora siamo arrivati un po' al clou di questo spettacolo, non vi avevo
detto in realtà perché ho cominciato a suonare l'armonica. E l'armonica mi è stata data per la prima volta quando avevo 5 anni da mia nonna, si chiamava Liduina, e mia nonna aveva una particolarità, oltre ad essere una fonte di ispirazione, perché le nonne sono una fonte di ispirazione, ricordiamocelo, ma mia nonna aveva un aspetto. Aveva un aspetto che aveva cominciato a suonare l'armonica quando era ragazza. Lei era nata a Bergamo e poi a 18 anni si era spostata in Sardegna, per la precisione a Carbonia, o Carbonia, se vogliamo dirlo con 2 N, come lo dicono loro, a Carbonia, e mia nonna aveva incontrato mio nonno, che era un emigrato da Arbus verso Carbonia. E mia nonna suonava tutti i giorni, perché lì a Bergamo ci sono un sacco di gruppi folk, c'è la musica popolare che è viva, è viva nelle strade, nelle chiese, in tutte le sue forme. E questa nonna, quando ha avuto la sorella più grande di mia mamma, alla nascita, durante il parto di mia zia, è diventata sorda. E la cosa incredibile di questa nonna è che, nonostante questo suo non sentire, abbia continuato fino ai suoi 94 anni a continuare a suonare. E quindi quando è morto Franco, il mio amico, io mi chiedevo sempre, perché tutti mi dicevano: ma adesso vai lì in strada, ma che vuoi fare? Cioè, a Londra sarà pieno di campioni. E pensavo sempre a mia nonna e dicevo: nonna mi ha insegnato una cosa, non mi ha insegnato a suonare, perché a suonare ho imparato io, però mi ha insegnato una cosa importante, mi ha insegnato a seguire i propri sogni e a guardare quello che ti fa bene dentro. E a lei la musica l'ha curata per tutti quegli anni della vita, ha fatto sì che tutto quello che le è successo potesse essere più dolce, come l'olio che diceva Maria Lai, diceva quell'olio per mia nonna era la musica, per Maria Lai era la poesia, erano le parole. E quindi quando sono stato in difficoltà lì a Londra pensavo a mia nonna e dicevo: allora è vero che la musica non è quella che si ascolta con questo, ma si ascolta con questo. E questa la dedico a mia nonna che mi guarda da lassù. Grazie a tutti.
della Star Solar, lo facciamo un po' di casino? Grazie a tutti, grazie mille, grazie. Ringrazio ancora Michele, ringrazio Fabio, grazie mille dell'ospitalità. Facciamo un altro applauso a Lucio Manca, un altro applauso a Mauro Mulas, fedeli compagni di viaggio. Oggi ne manca uno, ma vi ritroveremo, ve lo faremo ritrovare presto qui di Nuoro. Soprattutto vogliamo fare un applauso a Full Service di Raffaele Foddis di Bolotano, i ragazzi del service. Fatevi sentire che quelli sono dietro le quinte, che ci seguono, ci supportano e ci sopportano con tutto quello che vuol dire lavorare con gli artisti. Grazie di cuore, come sempre meravigliosi. Ringrazio tutti voi, davvero è stato bellissimo poter stare qua, portare la nostra musica in questa atmosfera che avete creato. Michele un'altra volta grazie, Fabio grazie. Vi lasciamo con un ultimo pezzo, ci state? Non si è sentito, ci state? Ok, allora va bene. Chiedo se volete battere le mani a tempo, fa così questa.
Grazie di cuore a tutti, grazie di cuore, ancora un applauso. Mauro Mulas, Lucio Manca, i ragazzi di Full Service. Ci hanno accompagnato anche le nostre meravigliose mogli oggi, che ci odiano ogni volta che le nominiamo, però noi le nominiamo perché invece le amiamo, e quindi facciamo anche un applauso a chi ci supporta. Sì, vi hanno portato un pensiero, quindi Silvia e Barbie, venite qua a ricevere. Venite insieme a riceverlo. Facciamo un applauso alle... Grazie di essere qui. Troverete un bellissimo esemplare di giovane, splendido e in forma chiamato Davide, che trovate qui al palco, che è il nostro fratello, che troverete lì al banchetto per i nostri CD. Chi vuole prenotarsi per la colonna sonora del film La vita va così, che uscirà fra 3 giorni, il vinile ufficiale in doppio da 180 grammi con 80 minuti di musica totali del film, la colonna sonora originale che ho avuto il piacere e l'onore di poter scrivere. Grazie ancora a tutti, grazie all'organizzazione, noi staremo qua vicino a voi per il resto della serata, quindi chi vorrà fare delle foto, sono 20 euro a foto, scherziamo, chi vuole scambiare 2 chiacchiere siamo qua a vostra disposizione per un sorriso e una fotografia. Tu sei stato a Londra, praticamente hai fatto un'avventura. Che tipo di giovane hai trovato a Londra rispetto a quello che tu ti aspettavi, ecco, le tue aspettative? Come erano aperti, come erano alla tua musica? E che messaggio vorresti dare ai giovani italiani per intraprendere anche questa avventura? Ma innanzitutto buonasera, i giovani di Londra sono stati meravigliosi, ma come i grandi. Mi hanno accolto dai primi momenti, mi hanno fatto sentire a casa, pur non parlando la loro lingua, ma la musica di fatto è uno strumento che comunica in tutte le lingue senza bisogno di traduzione, e quindi il messaggio ai giovani è: credete nei vostri sogni, portateli avanti, viaggiate tanto. Allontanarmi da quest'isola mi ha dato la possibilità di scoprire quanto la amassi in realtà, e tutto quello che di bello c'è in quest'isola, le risorse e le opportunità che in realtà ci sono, le vedi soltanto quando ci allontani da quest'isola. Quindi vi dico: viaggiate e tornate, portando prima la Sardegna con voi e poi riportatevi il resto del mondo con voi in Sardegna, e allora lì sarà la felicità. Un messaggio per il nuovo anno? Che possa essere un anno veramente ricco di sfide per voi, di opportunità, che in realtà sono quelle che ci fanno imparare, sono le opportunità, sono anche, perché no, i fallimenti, ma quei fallimenti che portano verso il continuare, verso continuare a seguire i propri sogni, fanno parte di quel lavoro per arrivare all'eccellenza. Quindi non abbiate paura di quelli che possono sembrare dei fallimenti momentanei, continuate, che sia un anno proprio per scoprire veramente il potenziale che è dentro di voi, avere la giusta percezione di voi stessi per riuscire a dare il meglio di quello che siete. Va bene, grazie e buoni complimenti anche per la musica, che buon anno anche a te. Grazie a voi, ciao.